Ma lui è 3 ma non se non è additato. Gioca Simo, gioca Simo! Vai Claudio! Stai, Cri! Ciao ragazzi, vediamo. Ciao. Ci vediamo l'anno prossimo. Ce ne siamo tirati. Tira! Bravo Nico! Andare ancora stecca fa la squadra. Vabbè, vero. Ora, dai, bravi! Dai, sveglia! È rigore. Da 2. Ma niente, ma non è che conto il gol contro niente, è come si Cambia qua! Nico, vieni Nico al centro. si vede uno lui deve dare parole subito, interno, subito in mezzo. Sì, ho visto, io mi sono incantato Aveva il pallone qua. E non è là. E io però guarda che sono 3 partite che oggi, se mi scappa c'è troppo, però che si rispondi. Io non lo prego, ma oggi bellissimo. Adesso era fissato qua con Roberto da Simmi, ci ha fissato con me. Lo stesso. lì dietro. Svenito molte volte, svenito. Prova la matte! È buono questo, che mi sembra troppo. Parato da biker.
vicini alla porta. Bravo. Largo. Occhio qua! Dai mi! Castiga! Buona Pippo! Dai, dai! Guarda! Perfetto! Bravo! Sì, sì, sì. Cos'è la televisione? Sì. Ore, dai! Bello! Questa era bella perché non se ne è finita. Mamma mia! Dagliela! Buona! Appoggio qua! Appoggio! Occhio! Occhio! Esci, esci. Fallo tirare. Finalmente. Dai!
Perfetto. Allora, si sapeva che era una semifinale che valeva quasi una finale, due squadre fortissime, molto equilibrata, si pensava anche che potesse essere l'unica partita che finiva in rigori. Il Col ce l'ha fatta, quest'anno è andata oltre le semifinali, come si augurava di fare. A te Emiliano, inizia tu. Beh, rispetto all'anno scorso siamo abbastanza migliorati, quindi speriamo che la finale sia combattuta come questa partita. Complimenti agli avversari che hanno veramente dimostrato di essere un'ottima squadra. Avversari di primo ordine, effettivamente. Sì. Di primo ordine. Allora, Robby, di qualcosa. Tantissimo, sono stati bravi, è stata una partita equilibrata. Niente, sono ovviamente dispiaciuto, ma sono contento perché è una squadra comunque che ha dimostrato durante tutta la stagione di meritare assolutamente una finale. Ci contavate arrivare in finale quest'anno, ci avete messo un po' il massimo impegno, avevate una squadra bellissima. È chiaro che quando si arriva a questi livelli poi si incontrano squadre così, nella partita secca si può uscire. Mi sembra giusto. Carabinieri, cosa mi dici dei Carabinieri? Li conosci, li hai visti? Ti preoccupano? Non me ne arrestato, soltanto che non mi facciano la multa. Va bene, a voi vi faccio un augurio per la finale, un bocca al lupo e i complimenti per questa bellissima gara a tutti e due. Grazie ragazzi.